Da domani entra in vigore l'ordinanza di Spirlì, scuole chiuse e didattica a distanza fino al 21 marzo, ma alcuni genitori sono pronti ancora una volta a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. Contagi in aumento in molti centri della Calabria. Il virus torna a circolare nella RSA di Torano. Docente di Nicotera positiva alla variante inglese. Apprensione a Casali del Manco. Non è ancora entrata in funzione la risonanza magnetica, inaugurata 11 giorni fa. Il sindaco calabrese dice: basta passerelle, vogliamo i servizi. Castrovillari inaugura la storica locomotiva delle ferrovie della Calabria, un pezzo di storia restituito alla città. Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Frosinone, il Cosenza si concentra sulla prossima gara. La società conferma la fiducia nel mister Occhiuzzi, intanto la Regina conquista un punto importante a Pisa. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo dell'ordinanza del Presidente facente funzioni Spirlì proprio sulle chiusura delle scuole e sulla didattica a distanza, perché da domani entrerà in vigore questa ordinanza, saranno chiuse tutte le scuole e la didattica appunto sarà a distanza fino al prossimo 21 di marzo, ma alcuni genitori sono già pronti ancora una volta a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. Da domani e fino al 21 marzo entra in vigore l'ordinanza numero 10 firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ordinanza integrata dalla numero 11 che estende il provvedimento anche ai servizi educativi per la scuola dell'infanzia e le ludoteche. Rimangono invece aperti gli asili nido, i micronidi e sezioni primavera da 0 a 3 anni. Il provvedimento, lo ricordiamo, deciso al termine della riunione dell'unità di crisi anti-Covid e dal confronto con i commissari straordinari delle aziende sanitarie ospedaliere, è stato adottato alla luce dell'aumento dei casi di contagio registrati in Calabria a partire dalla settimana di monitoraggio dal 22 al 28 febbraio. Bisogna inoltre procedere con la vaccinazione del personale scolastico. Anche questa volta però le polemiche non mancano. C'è chi tra i genitori considera questa chiusura necessaria alla luce dei contagi anche da variante inglese, c'è chi invece è contrario ed è pronto a ricorrere, come è accaduto nei mesi scorsi, al TAR. Ma anche i sindaci del Regino non condividono la scelta di Spirlì. Che senso ha, dicono i primi cittadini della città metropolitana, chiudere le scuole se la Calabria è in zona gialla? Vedremo cosa accadrà. Intanto Spirlì lo aveva già annunciato, andrà avanti. Il TAR sarà libero di prendere le sue decisioni come al solito, ma io difenderò fino in fondo la necessità e l'urgenza di salvaguardare l'intera popolazione calabrese, e se c'è un luogo che è più debole rispetto agli altri, quel luogo deve essere assolutamente arginato e non può essere lasciato aperto, perché al contagio e al virus. E i contagi, come dicevamo, sono in aumento in molti centri proprio della nostra regione. Il virus torna a circolare nella RSA di Torano e poi c'è una docente di Nicotera che è stata risultata positiva alla variante inglese. Intanto c'è apprensione anche a Casali del Manco, nel Cosentino. Sul fronte vaccini, dopo lo stop determinato alla carenza di dosi Pfizer, in alcuni comuni del Cosentino l'allarme sembra essere rientrato, grazie anche alle fiale inviate da Catanzaro. Una soluzione tampone in attesa delle altre scorte che arriveranno martedì. Domani riprenderanno le vaccinazioni per gli over 80 a Castrolibero, mentre nella città capoluogo le somministrazioni sono andate avanti fino a ieri mattina, e domani entrerà in funzione anche il presidio vaccinale nell'ospedale da campo dell'Esercito. Ma sui vaccini bisogna accelerare il più possibile e subito, perché c'è il rischio concreto che la situazione dei contagi peggiori velocemente a causa delle varianti. In Calabria c'è apprensione proprio per la variante inglese, riscontrata anche in un liceo di Nicotera, dove è risultata positiva una docente. Nel centro del Vibonese effettuati circa 150 tamponi alla popolazione scolastica. Aumentano i contagi nel Catanzarese, Petronai, Tirioli, fronti più caldi, e nel Crotonese, dove preoccupa la situazione a Petilia Policastro. Anche nel Cosentino ci sono centri dove il virus corre, casi in aumento a
Corigliano Rossano e il virus torna a circolare nella RSA di Villatorano nonostante le misure di contenimento e l'allerta massima. Contagiati 7 ospiti, è stata avviata l'indagine epidemiologica. Apprensione anche a Casali del Manco, dove sono risultati positivi 8 bambini, tutti di una stessa classe, e 2 maestre. La situazione a Casali del Manco è certamente più preoccupante rispetto alle scorse settimane. Il virus, così come nel resto della Calabria e nel resto d'Italia, è tornato anche nel nostro territorio comunale a correre molto velocemente e sfortunatamente è entrato nelle scuole. Dice bene, abbiamo una classe, dunque 8 bambini che sono risultati positivi al Covid-19 e due insegnanti. Abbiamo anche diversi nostri concittadini che sono stati posti in isolamento, in quanto a loro volta sono entrati a contatto con persone positive al Covid. C'è poi la questione vaccini. Ancora a Casali del Manco non è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80. Noi a Casali del Manco, in località Casole Bruzzo, abbiamo allestito un punto vaccinale, siamo pronti. Abbiamo appreso purtroppo la notizia da parte dell'ASP di Cosenza che ad oggi non ci sono più vaccini. I nostri ultra ottantenni, 529 per l'esattezza, aspettano di essere vaccinati, così come le persone fragili, così come il resto della popolazione. Se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo rispettare le regole e, ripeto, procedere molto velocemente con la somministrazione dei vaccini. E a proposito di contagi, vediamo quali sono i dati del bollettino regionale, perché c'è un lieve calo di contagi oggi in Calabria, 228 i positivi, si registra anche una nuova vittima. Diminuiscono, seppur di poco, i contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 228 i nuovi positivi, mentre sono 2.809 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 39.370, quelle negative 527.786. Attenzionate le zone del Cosentino, i casi confermati oggi sono così suddivisi: 109 a Cosenza, 17 a Catanzaro, 8 a Crotone, 24 a Vibo Valentia e 70 a Reggio Calabria. Aumentano anche i ricoveri ospedalieri, sono 217 in reparto, mentre 30 in terapia intensiva. Oggi si registra una sola vittima nel Reggino, che porta il totale dei decessi a 704. Adesso parliamo di sanità, ci spostiamo all'Ocri, dove non è ancora entrata in funzione la risonanza magnetica che è stata inaugurata 11 giorni fa. Ne abbiamo parlato con il sindaco calabrese, sentite cosa ci ha detto. Dopo anni di attesa all'Ocri è arrivata la risonanza magnetica inaugurata 11 giorni fa, ma è ancora ferma e a quanto pare non si sa quando entrerà in funzione. In questo momento la risonanza magnetica non può essere utilizzata in quanto non ci sono i radiologi e soprattutto perché non c'è il collegamento con quella parte di ospedale, avendo scelto come location una parte diciamo staccata dai reparti, e quindi è necessario una struttura esterna, un tunnel si dice, per poter poi raggiungere gli altri reparti dell'ospedale. Una scelta assurda, frettolosa, che punisce ancora una volta i cittadini, e soprattutto il fatto che durante questa inaugurazione, che io ho definito una passerella, io l'ho anche contestata direttamente senza mezzi termini al commissario Meloni, al direttore sanitario Brai, al direttore ospedaliero Fortugno, e il fatto che in quell'occasione era stata annunciata due convenzioni, una col GOM di Reggio Calabria e un'altra col Policlinico Universitario di Messina, per poter formare il personale. Il personale al momento in ogni caso non c'è. Cosa un po' ridicola, che andando a riscontrare al GOM di Reggio Calabria questa convenzione che è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ASP per la modica cifra di 78.000 euro l'anno, al GOM non ne sanno nulla. Tra l'altro ci hanno anche detto, guarda, noi abbiamo anche scritto all'ASP dicendo che di questa convenzione l'abbiamo appreso notizia dalla stampa, ma disconosciamo assolutamente i termini e soprattutto questa convenzione non è stata condivisa con noi. Ma sono diverse le cose che non vanno. All'ospedale di Locri, denuncia il sindaco, i servizi sono ridotti al lumicino. La gastroenterologia che non funziona
perché da ottobre si è rotto il gastroscopio, la coloscopia che non si fa perché si è rotto un monitor che costa 750 euro, e i reparti, le sale operatorie chiuse perché mancano i medici anestesisti, e il reparto di radiologia e ortopedia ridotti ai minimi termini, e nomine che vengono fatte di tipo la fisiatria, di responsabili di reparto in spregio a tutte le norme di persone che non hanno i titoli. E diciamo che c'è una sorta di abuso. Parliamo adesso di cronaca perché è ricoverata nel reparto di terapia intensiva la bimba di 9 anni è rimasta gravemente ferita nell'incidente che si è verificato ieri lungo la statale 107 tra Paola e Cosenza, all'imbocco della galleria della Crocetta. Nello scontro è deceduto il papà della bimba, l'uomo aveva 48 anni ed era di Rende. La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e adesso è in prognosi riservata. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono gravi, ma al momento sono stazionarie. Ancora la cronaca ci porta a Gioia Tauro. Oltre 70 carabinieri hanno controllato fondi agricoli e case abbandonate alla ricerca di armi e droga fra i comuni di Palmi, Seminara e San Procopio. I militari dell'Arma insieme allo squadrone eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto all'interno di 2 ruderi un contenitore metallico contenente 260 munizioni calibro 7,62 di presumibile produzione russa, inoltre una pistola priva di matricola e 350 munizioni per pistola e fucili di vario calibro. Invece a San Procopio, nei pressi del cimitero, è stato scoperto un sacco con all'interno circa 7 kg di cocaina e 6 di marijuana, divisi in vari pacchi da 1 chilogrammo ciascuno, quindi droga, armi e munizioni sono stati sequestrati. Restiamo sempre nella piana di Gioia Tauro, un sistema delittuoso che approfittava dell'estremo bisogno economico dei migranti per lo sfruttamento proprio nel lavoro dei campi. Rasoterra è il nome che gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato all'operazione contro il caporalato proprio nella piana di Gioia Tauro. C'era una rete di complicità da paura per reclutare manovalanza da far lavorare nell'azienda agricola di Filippo Raso, 59 anni di Taurianova, arrestato insieme ad altre persone nell'ambito dell'operazione Rasoterra scattata giovedì scorso e di cui vi abbiamo già riferito nelle edizioni precedenti. Un'indagine condotta dagli uomini della Polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Palmi. Gli inquirenti hanno analizzato un anno di sfruttamenti e di costanti violazioni di regole anche di semplice umanità. Raso si rivolgeva ai suoi referenti e questi si attivavano. I caporali non erano solo in Calabria ma anche in altre regioni. E dallo studio delle carte di questa importante indagine, ad esempio, viene fuori che a Torino lavorava per conto di Raso Baio Comusa, un uomo di colore stabilitosi nel capoluogo piemontese, regolarmente inviava un lavoratore di colore da Torino a San Ferdinando. Le attività in Calabria erano organizzate da Pasquale Raso, figlio di Filippo. Naturalmente non c'erano solo loro, c'erano anche altri soggetti che ruotavano intorno alla galassia Raso. Erano coloro che impartivano gli ordini e stabilivano turni ed orari. Un altro uomo di colore emerge anche da questa, ribadiamo, importante indagine. Si chiama Ibrahim Ngom. Era assolutamente attento a seguire tutte le indicazioni ricevute. L'inchiesta ha svelato la presenza di faccendieri, titolari fittizi e non, che del sistema hanno ovviamente usufruito. Ma c'è un particolare che emerge ancora di più: il fatto che tra coloro che sfruttavano gli uomini di colore ci fossero connazionali, e questo forse è un elemento in più che induce a qualche amara riflessione. Ancora la cronaca, i gestori di 3 attività private e commerciali sono stati denunciati dai carabinieri a Locri nell'ambito di controlli contro lo sfruttamento e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per i reati di omessa comunicazione degli alloggi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare i militari della Compagnia di Locri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, con il supporto di personale dell'Ufficio di
di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Reggio hanno accertato la presenza di 9 cittadini stranieri di origine africana impiegati per bracciantato agricolo che vivevano all'interno di alcuni alloggi fatiscenti in condizioni davvero igienico-sanitarie precarie, privi di riscaldamento, acqua corrente ed energia elettrica. Adesso ci spostiamo a Castrovillari per la storica locomotiva delle Ferrovie della Calabria, un pezzo di storia che viene restituito alla città, che è stata inaugurata nei giorni scorsi. Restituita alla città di Castrovillari e riconsegnata al suo splendore di un tempo, la mitica locomotiva 503 da decenni nel piazzale dell'autostazione. Intorno ci sono delle foto e ce n'è una in modo particolare di tutti i nostri operai che davvero è commovente, per dire che poi ogni cosa la fanno gli uomini, per fortuna, dove le macchine sono il contorno, ma che sono uno spaccato di vita vissuta. Uno dei mezzi che costituisce il patrimonio di ferrovie che vorremmo pian piano recuperare per dargli quantomeno una valenza di carattere culturale, turistico, che può essere importante, e lasciare anche un segno dei tempi, insomma, che sono purtroppo passati, ma che rappresentano comunque una storia della società. L'intervento complessivo per il miglioramento della fruibilità e accessibilità turistica porta la firma degli architetti Giusi Manfredi e Giovanni Ciancio. Poi abbiamo trovato gli schemi che ci ha dato il Museo delle Ferrovie, abbiamo contattato i migliori restauratori d'Europa e così siamo riusciti a ritrovare tutti gli schemi colori. Abbiamo fatto un land art a terra, quindi abbiamo disegnato il vecchio tracciato dei binari, cercando di rappresentare in qualche modo quella sensazione di percorso. Presenti tra gli altri il responsabile dell'ufficio pianificazione Roberta Mari, alcuni consiglieri, i maestri artigiani che vi hanno lavorato con la ditta Filardi per l'intervento sulla locomotiva, la ditta EPA per la sistemazione del piazzale e Roberto Musmanno, ex assessore regionale, che diede l'avvio al recupero della locomotiva. Si tratta sicuramente di un intervento che la regione ha finanziato e io ricordo ancora il giorno in cui la locomotiva è stata posta qui in opera, che per me è anche un pezzo di famiglia, mio padre era capostazione, lo ricordo ancora oggi piangere quando fu chiusa la linea Lagonegro-Spezzano, quindi per me questo rappresenta un momento molto particolare, molto toccante. E ripartono anche i lavori sul torrente Calo Pinace, un'opera attesa da anni nella città dello Stretto. Riprendono i lavori a Reggio Calabria per la realizzazione del ponte sul torrente Calopinace, un'opera che collegherà il Parco Lineare Sud e il lungomare Falcomatà. Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 30 metri e una larghezza di 12, sarà posizionato ad un'altezza di circa 2 metri dal letto della Fiumara e prevede la presenza di una doppia corsia carrabile per consentire il passaggio dei veicoli nel doppio senso di marcia, di una corsia ciclabile e di 2 marciapiedi pedonali. Un'opera attesa da anni dalla città dello Stretto, ma il cantiere è stato più volte bloccato e il sindaco Falcomatà a spiegare che il progetto era talmente vecchio che le travi inizialmente previste oggi non sono nemmeno più in produzione. L'anno scorso, sottolinea ancora il sindaco, erano stati affidati i lavori, ma la ditta aveva poi rinunciato all'appalto. Dopo varie peripezie, nel mese di luglio il cantiere era stato riaffidato, ma subito sospeso a causa di una modifica alla progettazione che ha poi richiesto una nuova autorizzazione al Genio Civile. Adesso dunque riprendono i lavori per completare un'infrastruttura considerata strategica che cambierà l'assetto della viabilità cittadina sull'asse di collegamento tra il centro e la zona sud lungo la dorsale costiera. Ed ora ci spostiamo a Rende, dove nel Museo del Presente è stata inaugurata ed è visitabile fino al prossimo 2 di aprile una mostra di quadri a cura di Roberto Sottile. Vediamo di cosa si tratta. È stata inaugurata nei giorni scorsi al Museo del Presente di Rende la mostra a cura di Roberto Sottile su Luigi Montanarini, Il linguaggio dell'anima 1920-1980.
Il vernissage, che ripercorre 60 anni di attività di uno dei protagonisti indiscussi della scuola romana, rientra nella programmazione Intrecci Contemporanei promossa dall'amministrazione comunale rendese, assessorato alla cultura. Il progetto nasce dall'importante collaborazione e sinergia fra il comune di Rende e l'associazione artistica Archivio Luigi Montanarini, il centro studi d'arte di Bologna, la Galleria d'arte Nozzuoli di Empoli, i Mugart, Museo d'arte delle Gallerie e degli Artisti di Bologna, frutto del lavoro del critico d'arte Roberto Sottile, che oltre alla curatela della mostra ne cura il progetto scientifico e generale. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 2 di aprile e si potrà prenotare l'ingresso contattando la segreteria del museo. Parliamo adesso di sport, in particolare di calcio. Partiamo dalla Serie A, perché torna a vincere allo Scida il Crotone, che batte 4-2 il Torino dell'ex tecnico Nicola. La squadra di Cosmi vince dunque lo scontro diretto. Andiamo a vedere di chi sono le reti. Nel primo tempo Simi sul rigore, poi accorciato al 45esimo Mandragora del Torino, ancora Simi al 9 della ripresa, poi ancora Reca per i pitagorici, ancora accorciato le distanze al 39esimo Sanabria del Torino, e poi al 42esimo ha chiuso i giochi proprio il gol di Unas. In Serie B invece, dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Frosinone, il Cosenza si concentra sulla prossima gara. La società conferma la fiducia nel tecnico Occhiuzzi, intanto la Regina ha conquistato un punto importante a Pisa. Serviva una svolta, ma neanche questa volta è arrivata. Il Cosenza, dopo il vantaggio iniziale con Crecco, si fa rimontare e sorpassare dal Frosinone e incappa nel secondo stop consecutivo. Era una gara da vincere assolutamente per tirarsi fuori da una classifica deficitaria, ed invece i lupi scivolano ancora, ma Occhiuzzi nel post gara dice che sente salda la sua panchina e la fiducia del gruppo. Assolutamente la fiducia la sento perché la squadra altrimenti non fa una prestazione del genere. È vero che dopo il gol ci siamo abbassati un po', però dopo, negli ultimi 10 minuti del primo tempo, abbiamo riniziato ad attaccare alti e siamo entrati con quel piglio, quella è la rabbia. Siamo entrati con quel piglio, perché pure il gol a fine primo tempo un po' ti può insomma, far innervosire, invece i ragazzi sono entrati col piglio giusto e insomma, poi la partita è andata come avete visto. Sabato la sfida con la Salernitana, un trittico di gare in poco più di 7 giorni che dovranno imprimere l'accelerazione giusta per centrare l'obiettivo salvezza, che comunque resta alla portata. Un punto prezioso invece per la Regina dopo il KO con l'Empoli. La squadra di Baroni rosicchia posizioni in classifica e all'Arena Garibaldi si sono affrontate 2 formazioni in ottima forma, disputando una sfida equilibrata finita a reti bianche. Il mister a fine gara elogia il gruppo e dice: abbiamo ritrovato compattezza, voglia e aggressività. Mi è piaciuta, dice ancora Baroni, la reazione. Dobbiamo capire quali sono le nostre forze e lavorare su quelle. Il prossimo per gli Amaranto è un turno importante, perché al Granillo arriva il Monza. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Insistono condizioni di variabilità con ampie schiarite in un contesto ancora piuttosto secco. Un minimo depressionario in formazione tra il Nord Africa e Stretto di Gibilterra si muoverà gradualmente verso est, portando un peggioramento del tempo anche sul Mediterraneo centrale e l'Italia tra le giornate di martedì e mercoledì. Domani poche nuvole al mattino con ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità sui rilievi ed aree interne in genere, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari ovunque poco mossi con venti deboli a regime di brezza, con prevalente componente settentrionale sul Tirreno e sud-orientale sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, ringrazio Enzo Leonetti in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.